La raccolta del kiwi, in questo caso quello verde, è iniziata e ne parliamo in modo approfondito e sono a Forlimpopoli, a San Leonardo per esattezza, sono nell'azienda agricola di Golinucci con me e in compagnia con me Giuseppe e anche Daniele, ma abbiamo anche Mattia Catani che è tecnico di Aporfuit. Allora chiedo a Daniele insomma alcune caratteristiche di questo impianto, un impianto nuovo che è entrato in produzione da pochissimo. Sì, questo è il secondo anno di raccolta vera. Abbiamo iniziato appunto l'anno scorso, quest'anno prevediamo all'incirca sui 200 quintali di prodotto. Come vedete è un impianto sotto rete antigrandine. E questo è fondamentale per, insomma, prevenire purtroppo il maltempo e comunque quello che può avvenire nell'arco della stagione, quindi grandine Sì, sostanzialmente. ma per tanti aspetti. Uno, quello agronomico, perché riesce comunque a mantenere un ambiente più fresco, più umido e ne giova al kiwi, alla produzione del kiwi. Soprattutto anche per il discorso grandine, per il frutto, per avere dei frutti di qualità e soprattutto per il discorso della PSA, che una forte grandinata potrebbe mettere comunque in pericolo l'impianto. E, insomma, diciamo che è il problema principale di questa cultura, ecco. Mattia accennava prima PSA, è una patologia del kiwi che viene tenuta sotto controllo perché tutti gli anni comunque qualche pianta rischia di collassare, quindi insomma va tenuta monitorata. Sì, è fondamentale il monitoraggio soprattutto nei mesi di febbraio alla ripresa vegetativa perché si possono vedere degli esudati rossastri dove è presente il batterio. Lì bisogna intervenire tempestivamente tagliando finché non si trova, diciamo, il ramo pulito verde senza cancro. Il legno va asportato dal frutteto e bruciato. Questo è fondamentale fare questo giro nel mese di febbraio. Mattia, kiwi o actinidia? Si parla in questo caso di kiwi verde, quello giallo, la cui raccolta è iniziata già da settembre perché è più precoce. Il kiwi giallo è, diciamo, in termini di superficie, diciamo, rappresenta una quantità inferiore rispetto a quello verde. Quello verde che comunque ha dei mercati che sono ampi, ma però sta prendendo piede anche quello giallo. Noi, la nostra cooperativa, produce solo il kiwi giallo di Zespri, che è un marchio suo. Noi non è neanche il nostro il kiwi giallo, ma noi produciamo per Zespri in questo caso. È una pianta diversa, è sempre un'actinidia, ma è una chinensis, non una deliziosa come il kiwi verde. E negli ultimi anni ha dato delle ottime performance sia produttive che di reddito all'agricoltore. Torniamo al kiwi verde. Questa è una pianta che è produttiva e significa in termini, diciamo, di tonnellate o di quintali all'anno, quando in piena produzione di che cosa si parla e di che volumi, diciamo, quali volumi arriva a raggiungere, insomma, da questo punto di vista. Un impianto adulto qui da noi nella Romagna può raggiungere dalle 25 alle 30 tonnellate per ettaro di produzione. Il kiwi è una pianta che viene in termini scientifici, viene detta in termini agronomici dioica, cioè ha diciamo, la pianta maschile e la pianta femminile. Il maschio è l'impollinatore, invece la pianta femminile è quella che produce. Sì, infatti abbiamo nell'impianto sia piante maschio che piante femmina, che servono appunto, come hai detto tu, per impollinare le piante femmine. E il maschio ha la sola funzione di produrre polline durante la stagione primaverile, la fioritura, per riuscire ad avere un calibro del frutto più grosso. Il frutto più impollinato e più viene grosso e più buono da mangiare. Il maschio quindi non produce, ecco, direi che questa è la pianta maschile, quella che vediamo. Daniele, però la natura va aiutata, quindi per produrre di più ci sono delle tecniche che consentono di impollinare maggiormente perché il fiore del kiwi non è molto appetito dagli insetti, no? Mi dicevi, per cui insomma ogni tanto bisogna aiutare Serve un con aiutino. un aiutino. E in che cosa consiste questo aiutino? Allora, noi l'impollinazione la facciamo in due fasi. Una che è quella meccanica, dove procediamo con una macchina, che non è altro che un soffiatore, a fare più passaggi nell'impianto, a muovere l'aria e di conseguenza il polline del maschio sulla fila, quindi riuscire ad impollinare in questa maniera qui. In più, da quest'anno ci siamo dotati di una macchina che preleva, dove facciamo un prelevo diretto del polline dai maschi e poi lo redistribuiamo manualmente, singolarmente nei fiori per ottenere un'impollinazione migliore
questo è il risultato. Questo significa più produzione, ma anche quindi la consistenza del frutto maggiore, quindi calibri più grandi. Sì, fa sicuramente calibro più grande, ha una sostanza secca maggiore e quindi il frutto diventa anche più buono da mangiare e ha una conservabilità maggiore dovuta proprio alla sostanza secca più alta. Quando si raccoglie si fa una passata unica, Giuseppe, quindi in questo momento voi state raccogliendo e non lasciate indietro nulla. Si fa una sorta di cernita, anche una suddivisione tra quelli che sono i frutti, diciamo, di pezzatura più grossa da quelli più piccoli? Sì, praticamente il piccolo ne è rimasto, in questo caso ne è rimasto pochissimo, ne è rimasto. Ma effettivamente ne vedo molti pochi Esatto, sulla pianta. proprio c'è rimasto, perché comunque abbiamo fatto un passaggio quest'estate a pulire quello più piccolo, diciamo. Se c'erano degli scarti li abbiamo buttati per terra prima. Una sorta di radamento. Esatto, un diradamento che così comunque il kiwi che rimane diventa comunque più bello. Quindi al momento della raccolta, insomma, conta molto anche questo lavoro qui via per fare un frutto, diciamo, più grosso. E l'irrigazione è anche molto importante. Io vedo che qua è un impianto attrezzato, magari possiamo spostarci anche un po' più avanti, perché oltre all'irrigazione c'è anche un meccanismo che consente di spruzzare acqua e lasciare e quindi creare un microclima sotto chioma, che è quello che è necessario per ottenere un buon kiwi. Sì, qui la funzione è un doppio impianto, un impianto a goccia classico più un impianto con diciamo dei micro sprinkler, in modo che possano fare la doppia funzione sia ad antibrina che irrigazione climatizzante durante l'estate, ovvero se nel periodo del germogliamento sono previste gelate tardive, questa è una struttura che fino a 2-3 gradi sotto zero ti può mantenere la produzione. Durante l'estate invece ha l'effetto contrario, diciamo. Nelle giornate più calde, nelle ore più calde, si accende questo impianto in modo che l'acqua che evapora cede calore e raffresca tutto l'impianto, in modo che la pianta possa avere un'efficienza maggiore in termini di fotosintesi clorofilliana. Insomma, quindi nulla è lasciato al caso. Daniele, qua è un impegno costante durante tutto l'anno, perché è una pianta, il kiwi, che ha bisogno di tanta acqua, ma quest'anno ad esempio è entrato in funzione l'antibrina? Sì, allora noi in via cautelare l'abbiamo attivato 3 notti. Noi l'impianto lo attiviamo all'incirca quando la temperatura è circa 1 grado, da più 0,5 a 1 grado, e lo lasciamo attivo fino a che la temperatura non è all'incirca sui 4-5 gradi, perché comunque dei ritorni, specialmente nelle ore dell'alba, sulle 5:30-6, che è il punto più critico, insomma almeno continuare fino a quell'ora lì per riuscire a mantenere il livello della temperatura alta, ecco. Insomma, fino a che non siamo sicuri l'impianto va, ecco. Siamo ai primi giorni di novembre, e con quale criterio si decide di raccogliere i kiwi? Hanno bisogno di raggiungere un certo grado zuccherino, suppongo. Sì, allora il kiwi viene raccolto quando raggiunge un grado zuccherino, grado Brix detto, a 6,5 gradi, che diciamo che è il limite minimo per poter raccogliere e avere un prodotto che si mantenga bene poi nelle celle frigorifere. Questo è molto importante, la conservazione, anche per la conservazione. Sì, perché il kiwi è un frutto che ha un mercato molto lungo nel tempo e viene raccolto a novembre, ma viene venduto fino a maggio dell'anno dopo. Anche il kiwi, come altri tipi di frutta, insomma, sono soggetti a incursioni della cimice asiatica. Ne parliamo perché è l'argomento dell'anno, purtroppo, e che sta creando non pochi problemi ai frutticoltori. Insomma, anche in questo caso il kiwi è attaccato dalla cimice asiatica? Purtroppo sì. In questo caso qui specifico di kiwi verde meno. Però col tempo saremo costretti a chiudere completamente l'impianto, perché visto come si muove e l'aumento ogni anno aumenta sempre di più. Chiudere intendi con le reti? Chiudere l'impianto con le reti, proteggersi, insomma, per non farla entrare nel frutteto.
Giuseppe, una raccolta completamente manuale, insomma voi vi avvalete anche di questi agevolatori, li chiamo piccoli carrellini, insomma una raccolta che va fatta senza scale, quindi insomma assolutamente in sicurezza. Poi il prodotto viene riportato in questi bins e poi va direttamente in stabilimento. Abbiamo parlato anche di kiwi giallo, allora io chiedo a Daniele che ha preparato per noi un po' di kiwi giallo perché vogliamo fare vedere la differenza insomma del prodotto che è già stato raccolto e in questo momento si trova anche già in stabilimento. Sì. Questo è kiwi giallo e questo è kiwi verde, siamo sul beans appena diciamo raccolto, appena riempito, apparentemente sembrano uguali, però una differenza c'è, Daniele. Beh, direi che la differenza è sostanziale. Prendiamo questo, un kiwi verde. E già il colore si vede che è verde, però l'esterno, diciamo, cosa caratterizza la parte esterna del kiwi giallo dal kiwi verde? La differenza è il pelo, ha molto meno peluria il kiwi giallo rispetto al verde. Poi invece È leggermente più allungato, ma quello che è la grossa differenza è la colorazione, che è proprio gialla. È proprio gialla. Poi è molto meno acido da mangiare, quindi è un gusto totalmente diverso. È un gusto. Mattia, come dal punto di vista della conservabilità, insomma, della serbevolezza, abbiamo detto che si raccoglie prima il kiwi giallo, quindi anche diciamo, la conservazione in cella è inferiore rispetto, in termini di mesi rispetto al verde. Sì, diciamo che il kiwi giallo è un frutto che si mantiene meno dentro le nostre celle perché ha degli sviluppi dopo la raccolta totalmente diversi dal kiwi verde. Prima di tutto si dice la respirazione del frutto. Il kiwi giallo è un kiwi che respira molto e quindi emette molta anidride carbonica ed etilene e per questo si mantiene di meno rispetto a un kiwi verde che una volta entrato in cella praticamente si mantiene uguale se non ci sono grossi problemi fino a maggio. Senti, rispetto invece alle superfici, i dati nazionali parlano di una leggera contrazione delle superfici, quindi anche in Romagna, che è la terra dove diciamo, esprime il meglio di se stesso il kiwi, c'è una piccola contrazione anche in questi territori? C'è una piccola contrazione anche qui in Romagna, soprattutto dovuto alla senilità degli impianti, nel senso che noi al giorno d'oggi ci troviamo molti impianti molto vecchi. Ci sarebbe bisogno di un rinnovo degli impianti, anche perché un impianto giovane produce molto di più e molto meglio di un impianto vecchio. La durata media di un impianto quant'è? La durata media di un impianto di actinide può arrivare anche fino ai 30 anni, però le produzioni non sono mai come quelle che si hanno nei primi 10 anni di vita. Quindi il massimo della potenzialità si ha ai 10-12 anni. Fino ai 10-15 anni, se gestito bene un actinidieto. E questo vuol dire insomma anche un investimento da parte dei produttori, perché se entra in produzione al quarto anno, quindi vuol dire che devo attendere 3 anni prima di avere i primi frutti in termini proprio anche di prodotto, ma anche in termini economici. Sì, è una pianta che ha bisogno di una fase di allevamento, ma un po' come tutte, però diciamo che una volta fatta bene la struttura della pianta è una specie che si mantiene molto bene negli anni. Bene, abbiamo parlato dell'aspetto diciamo agronomico dell'actinidia o kiwi, adesso andiamo a vedere in stabilimento cosa succede, perché questo kiwi adesso arriva nello stabilimento di Faenza, di Apofruit, e qui insomma prende diverse destinazioni, viene messo in cella e continueremo a parlare di questo prodotto in termini diciamo anche commerciali, quali sono le destinazioni e quali sono anche i competitori, perché abbiamo detto prima che c'è una Grecia che sta diventando molto agguerrita e che può darsi crei qualche grattacapo ai produttori italiani. Ci vediamo tra un po'.